Din don. Buongiorno ragazzi, allora ho trovato questi noodles al supermercato. Si tratta proprio di quelli da zuppa, ma ho pensato, e perché non proviamo a realizzarli con una salsa all'italiana? Noodles italiani oggi da Mr. Kitchen. Allora, per realizzare questi noodles in versione all'italiana ho scelto questo tipo di salsa: pomodori maturi, basilico, uno spicchio d'aglio e chiaramente del nostro buon olio extravergine di oliva. Quindi portiamo proprio in Italia questo tipo di pasta un po' particolare. Neanche ve lo dico, ci vuole il saltapasta decisamente, quindi andiamo con l'olio extravergine di oliva in padella, non esageriamo, così sarà più che sufficiente. È una cosa che non deve mancare, secondo me, è un po' di peperoncino. Io utilizzerò questi, che sono dei peperoncini che coltivo io, sono abbastanza piccanti, quindi ne basterà proprio un pezzettino, piuttosto forte. Quindi andiamo subito a schiacciare il nostro aglio, tagliamo i nostri pomodorini in quattro e prendiamo un pezzettino di questo. Allora, ecco i nostri pomodorini pronti, lo spicchio d'aglio, il peperoncino, il basilico. Allora, una cosa, io non tolgo mai la buccia dei pomodori. Se voi la volete togliere, portate l'acqua un po' in ebollizione, ci rituffate per qualche secondo, quindi li tirate fuori e li spellate. Però io non credo che anticamente si facesse sta cosa, quindi rispettiamo la tradizione. Io la lascio, perché comunque questi sono dei pomodori biologici e quindi sono anche sicuro che ci saranno anche più nutrienti, quindi lasciamoli così. Allora, l'olio in temperatura, quindi aggiungiamo l'aglio e il nostro peperoncino, li facciamo andare così poco poco, poi l'aglio e il peperoncino li togliamo e continuiamo la cottura con i nostri pomodorini. Sentite come soffrigge, che figata. Adoro questa fase. Le regole della cucina professionale dicono che il legno è da evitare e io li sostituisco periodicamente, li compro nuovi, ma continuo a usarli perché a me piace un sacco. Quindi controlliamo bene il nostro aglio, lo facciamo andare un pochino e anche il peperoncino e tra un po' li togliamo. Allora, ho già tolto il peperoncino, l'aglio l'ho lasciato ancora, lo lascio ancora qualche minuto e adesso andiamo ad aggiungere i pomodori. Fiamma bassa, eliminiamo anche l'aglio e continuiamo la cottura. Allora, a questo punto andiamo ad aggiungere il basilico. Allora, aggiustiamo di sale grosso, questa quantità, quindi come vedete non è tantissimo. E facciamo in modo che i nostri pomodori rilascino il loro succo e quindi si crei un po' la salsetta. Questa salsa deve essere non troppo liquida, lasciatela un po' così, un po' tirata. Allora, giusto 5 minuti di cottura e questo è il risultato. Adesso spegniamo il fornello, la lasciamo da parte e quando sarà il momento di scolarci i nostri noodles andremo nuovamente sulla fiamma viva e quindi salteremo tutto insieme. Come vedete è abbastanza ristretta, deve essere così. Allora, vediamo la cottura di questi. Allora, questi hanno una cottura un po' particolare. Dovete fare così. Portate l'acqua in ebollizione. Per questa quantità, che sono 250 grammi, ne servono circa 2 litri. Una volta che l'acqua sarà in ebollizione, e quindi io direi anche di salarla un pochino, spegnete il fornello, gettate dentro la pasta, quindi contate 4 minuti, la scolate, la risciacquate sotto acqua corrente e quindi la scolate nuovamente e la saltate insieme al condimento. È un po' diverso da come siamo abituati in Italia, ma qua bisogna seguire queste regole anche per non rovinare questo tipo di pasta, che comunque è molto molto delicata, mi raccomando. Abbondante acqua salata, mettiamo sul fuoco e quindi prepariamoci per la cottura dei noodles. Allora, la nostra acqua bolle, quindi andiamo ad aggiungere i noodles, spegniamo il fornello, così, e li lasciamo così a mollo per 4 minuti. Allora, intanto ci prepariamo con uno scolapasta perché andremo a scolare tutto quanto e poi con rubinetto, acqua corrente, andiamo a risciacquarla. Mentre trascorrono i nostri 4 minuti, mettiamo nuovamente il nostro saltapasta sul fornello, ci prepariamo a saltare quindi i nostri noodles insieme a questa salsa.
Aggiungiamo un altro po' di basilico fresco questa volta, così ne abbiamo una parte cotta che dà sapore alla salsa e una parte che dà una parte aromatica più intensa adesso in cottura finale. Ed ecco i nostri noodles all'italiana. Andiamo all'assaggio. Ed eccoci alla prova assaggio. È una pasta un po' complicata perché è lunghissima, ma Si poteva anche dividere. sì, No? volendo avremmo potuto spezzarla e sarebbe stato meglio, ma assaggiamo. Via. Assaggiamo. Te la faccio così perché è troppo lunga. Dai, Buona raga, provatela. è buona?